Noi siamo qui a fare questa corsa folle, nel senso che allora Basaglia, e anche prima, si pensava fosse folle a voler chiudere i manicomi. A noi sembra che dopo 40 anni che sia dimostrato che le cure per le malattie mentali si possono fare molto meglio fuori dai manicomi. È vero però che le cose non funzionano perfettamente e quindi noi facciamo questa bella festa, però chiediamo anche che ci sia la conferenza nazionale sulla salute mentale che fa il punto della situazione, perché non dappertutto le cose vanno bene e anche a Mantova qualche crepa si è vista nel recente passato. L'ospedale psichiatrico di Mantova ha avuto anche 700 ospiti. Noi abbiamo alle spalle l'edificio che era della direzione e a destra e a sinistra dell'edificio c'erano la parte maschile e la parte femminile, ciascuna composta di 3 o 4 reparti, quindi era una città. L'idea è proprio quella di uscire dal manicomio, come si fece allora, e ad andare nella città. Il vantaggio che abbiamo oggi rispetto ad allora è che la città si è dotata di piste ciclabili lungo il lago e quindi la camminata diventa una camminata piacevole perché a parte la partenza che avviene da dentro all'ex ospedale psichiatrico, poi andiamo sul lungolago e percorriamo tutto il lungolago collegando quindi l'ambiente della città di Mantova con il suo centro storico e arriviamo infatti al castello di San Giorgio che è il cuore della città. E l'idea è appunto, essendo folli, di farla con tutti i mezzi, per cui avremo gente a piedi, gente in bicicletta, gente con una sola ruota e anche avremo degli asinelli da trekking che accompagnano i bambini, soprattutto pensiamo che se vorranno potranno cavalcarli. La Rete 180 adesso appartiene all'associazione Mi Riguarda, quindi da un lato continuiamo a fare l'attività radiofonica e anzi a noi piacerebbe allargarci, cioè cerchiamo soprattutto ragazzi che abbiano voglia di fare esperienze, anche ci stiamo muovendo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. E poi però come associazione Mi Riguarda ci occupiamo più in generale dei problemi legati ai temi della salute mentale e siamo un osservatorio che si permette anche qualche volta di tirare le orecchie a qualcuno se qualcosa non va bene, in sostanza. Ma soprattutto vogliamo promuovere la cultura della salute mentale, perché è un diritto di tutti la salute mentale. ATS collabora e ha patrocinato il percorso, l'evento di oggi, la Folle Corsa, perché ATS attraverso il progetto Gruppi di Cammino promuove l'attività motoria per tutte le persone, in particolare per le persone con fattori di rischio, ipertensione piuttosto che diabete, perché l'attività motoria contrasta e previene le patologie croniche degenerative, diabete, patologie cardiovascolari, tante forme di tumori e quindi ATS attiva e promuove, sensibilizza i comuni e le associazioni piuttosto che altri enti profit e non profit ad attivare i gruppi di cammino proprio per promuovere l'attività motoria sul territorio e oggi è un evento di attività motoria, perché no? Richiamiamo tante persone a camminare. Più la gente si muove, più previene le patologie.